amici bellini, ho veramente troppi screenshot da farvi vedere, quindi cominciamo. Non c'è tempo da perdere con la voce bassa perché dormono e perché accaliamo i toni dopo la reaction. Benvenuto Atila e tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi con fiducia perché questa secondo me è un'analisi che ci dà sfizio, anche perché quando arrivano i 3 punti e si può parlare di dove si deve migliorare è la cosa migliore, è la cosa che preferisco. Ci spostiamo subito, voi lasciate il like e ci sono poi delle cose che vorrei farvi vedere in video, ma magari in un'altra sede. Poi chi deve sapere saprà. Partiamo dalla fase di possesso. Il Napoli, schierandosi di nuovo col 4-3-3, ci fa vedere le solite cose. Lobotka che si abbassa tra i due centrali e Di Lorenzo che sale e va verso il centrocampo. Nella fase di non possesso vediamo un po' di accoppiamenti. Lukaku su Gabbia, Anghissà su Pavlovic ma senza fretta, e questo lo vedremo. Lobotka si accoppia con Fofana, Gilmour su Bondo o Bondò, seconda. Qui vediamo che quello deputato a uscire su Reinders trequartista era Rrahmani, lasciando Buongiorno a fare la lotta greco-romana con Abra. Ma gli accoppiamenti non sono fissi. Se Reinders torna dietro e supera la linea di centrocampo, Rrahmani lo lascia andare e dietro di me Di Lorenzo, mentre Anghissà lascia volontariamente un po' di spazio a Pavlovic, che non è un fine dicitore, anche perché probabilmente andando forte su Pavlovic lui potrebbe scaricare su Maignan e poi Maignan potrebbe fare la pallata e a quel punto hai un centrocampista in meno a centrocampo per la seconda parte. Tant'è vero che lo vedete qui, prima di andare forte su Pavlovic, Anghissà tiene uno sguardo dietro di lui, dice Reinders si sta ancora abbassando. Che faccio? Vado su Reinders, guarda Anghissà se Di Lorenzo lo ha seguito e a quel punto, se Maignan passa su Pavlovic, piano piano, senza fretta, Anghissà va a chiudere. Sono volate molte cazziate, ci sono stati molti momenti di leadership all'interno della partita. Questa ne è una. Capitano che fa il capitano veramente, non solo nei momenti positivi ma anche in quelli negativi. Avviene una svegliata, ecco, una svegliata nei confronti di Gilmour, che aveva commesso un paio di errori abbastanza gravi. Il capitano si fa sentire. Questo è il primo errore. Tenta un passaggio di prima, quando però viene pressato da Pulisic, e qua vince il contrasto Capitan America. Si crea una situazione pericolosa dove sarà bravo Anghissà. Lo vediamo qui recuperare in fretta, andare a contatto senza far fallo e togliere il pallone a Pulisic, facendo ripartire il Napoli. Dopo la ripartenza del Napoli, Gilmour purtroppo fa un altro errore di misura, di passaggio, e poi scaturirà quel calcio d'angolo dove Di Lorenzo lo prende. Qua già siamo al secondo tempo. Non me le perdo le altre immagini, ma queste sono le immagini che non escono negli highlights. Ci tengo che voi le vediate. Se faccio degli errori di italiano, voi scrivetemeli nei commenti, apprezzo, perché ogni tanto mi dimentico come si parla. Olivera, quello è Olivera che va a sovraccaricare la fascia destra. È bello riaverlo, ed è qualcosa che Spinazzola in maniera naturale proprio non fa. Proprio ecco perché sono importanti, al di là del modulo, le caratteristiche dei giocatori che va in campo, perché aprite i cassetti dell'armadio e cercate di recuperare la roba che non vi serve più, per darla in permuto, comunque per farci qualcosa e per permettervi qualcosa di diverso, che cosa di più. Questa è la sacrosanta situazione. Non puoi chiedere a tutti di fare tutto, ognuno è capace a fare delle cose. Questa azione non l'avevo proprio cecata durante la reaction. Quello che avevo notato, e mi ero segnato il minutaggio, era un Politano che chiedeva scusa in continuazione. Io pensavo addirittura stesse chiedendo scusa all'arbitro. In realtà Politano chiederà scusa per buoni 10 secondi a Neres, perché qui c'era la possibilità proprio obbligatoria, di un passaggio in profondità, perché Neres se n'era andato alle spalle di Walker, e idem Lukaku aveva fatto una bella serpentina dove in profondità avrebbe potuto dare dei grattacapi a Gabbia. Purtroppo Politano qua cincischia e perde il pallone, non riuscirà a lanciarlo, e questo è il momento dove chiedere per la prima volta scusa Matteo, che ha fatto un'ottima partita, ed è per me, adesso arriviamo anche alle pagelle,
Per me è il migliore in campo. Se non l'avesse visto Neres, Politano insiste, scusami, a due mani addirittura, perché proprio sa di aver perso un'occasione lì, importante. Un'altra occasione pazzesca è questa qui. Io qua ho urlato in reaction perché Gilmour lascio parlare Giovanni. In questa azione vediamo un'evoluzione tattica che riflette una chiara strategia di squadra dove ogni giocatore prende decisioni in base alle opzioni disponibili. Vedremo due dinamiche offensive in un'unica azione. Innanzitutto vediamo come Gilmour perde tempo nel passare in profondità a Lukaku, che ha elevate probabilità di entrare in area di rigore una volta ricevuta la palla, e tuttavia dopo circa 3 secondi si osserva una riduzione nelle probabilità di passaggio in area di rigore e di passaggio chiave da parte di Gilmour, ma un aumento della probabilità di un passaggio semplice. Questo suggerisce che Gilmour non vede più un'opzione decisiva e sta considerando di fare una giocata meno rischiosa, probabilmente perché non si sente più in una posizione ideale per un passaggio complesso. Nel frattempo Lukaku, che si è intelligentemente allargato sul vertice dell'area, mostra una probabilità di dribbare significativamente più alta rispetto a prima, perché ora non c'è più spazio disponibile rispetto a prima per entrare in area di rigore. Infine Politano, che precedentemente correva in profondità, si ferma perché riconosce che non ci sono passaggi chiari disponibili e valuta anche che il difensore avversario sia troppo vicino e la sua corsa potrebbe essere facilmente neutralizzata. In questo frangente Politano potrebbe ricevere il passaggio semplice da parte di Gilmour per poi mettere in moto una nuova azione e scegliere la migliore opzione possibile in base a come si sta evolvendo l'azione. E infatti alle sue spalle c'è Neres, che potrebbe diventare il giocatore decisivo portando palla in area di rigore. Qui ci sono una serie di immagini raccolte nel post gara che però non hanno senso se guardiamo gli screenshot, perché qua si vede il sorriso di Billing, Meret quasi gli occhi socchiusi, quasi pronto a baciarlo, e invece no, gli sta facendo ancora una cazziata bella pesante. Quindi vi rimando ai video che vi posto nel canale Telegram che trovate in descrizione, non nel gruppo Telegram per gli abbonati. Questo lo posto nel canale Telegram che è libero per tutti. Altro che Lavezzi, Careca, la Brancale, c'era Massimo Poldi. Mi si chiedeva di come mai al gol del Napoli l'azione parte da Buongiorno, che però è sul centro-destra, ed è presto detto pallata alle retrovie dove Abraham va a saltare di testa praticamente sulla linea del fallo laterale, quindi attira Buongiorno in una zona non sua. Contemporaneamente l'accoppiata che si crea qui è Rachmani Joao Felix, quindi qua ci stavano un po' scompaginando, ma il Napoli recupera il lo so che scompaginare non significa, però a volte io uso dei termini anche volontariamente che non significa niente, il linguaggio della community. Insomma, il Napoli recupera palla e Rachmani fa cenno a Buongiorno, dice resta là, non ti preoccupare, salgo io, vado io a sinistra. A quel punto Buongiorno riceve palla da Meret e si crea il corridoio ideale per Di Lorenzo. Non benissimo Joao Felix, perché poi mi si verrà a chiedere il Napoli, grande primo tempo, sì, uno dei migliori, male il secondo tempo, viene fuori un altro Milan dagli spogliatoi, perché levi un Joao Felix impalpabile, ci metti un Leao che sembrava in vena e soprattutto il Napoli perde un Anghissà che anche al 50% fa un lavoro tattico di posizioni, di zolle, che è preziosissimo. Automatismi. Quando Di Lorenzo riceve il pallone, Lukaku viene incontro portandosi dietro Pavlovic e Politano va in profondità. Lukaku può anche ricevere il pallone, ma in questo caso Di Lorenzo decide per la pallata a scavalcare. Scelta felice, perché poi è bravo Politano a resistere anche al ritorno di Pavlovic e segnare. Ma ci abbiamo provato una seconda volta, stavolta la lancia Rachmani. Joao Felix è ancora una volta in ritardo e qui anche Lukaku era partito in profondità. A quel punto Politano lo vede e si ferma, perché non devono partire entrambi, uno deve rimanere e l'altro parte. In questo caso però, e mi dispiace perché Lukaku poi va in per fortuna ha segnato 400 gol, però sono tante le occasioni in cui Lukaku fa anche il movimento giusto per trovarsi a tu per tu con un avversario e andare in profondità, e non lo servono sempre. In questo caso Di Lorenzo decide di giocarla a rasoterra per Politano vicino, creando un 1-2, si chiuderà il triangolo e poi ci sarà quel cross di Di Lorenzo dove Lukaku dirà ci sono andato a tanto così, però era fuori gioco. Quindi il secondo gol
parte un bellissimo anticipo secco di Buongiorno su Abraham, bello aggressivo, lo anticipa, prende palla e scarica su Gilmour. In questo caso Gilmour è bravissimo a non... lui finta il tiro. Nel fintare il tiro e nel non passarla subito darà il tempo a Lukaku di non essere in fuorigioco, perché in questo momento è nettamente in fuorigioco. Ma cosa succede? Che Buongiorno continuerà la corsa e a quel punto Walker, per seguirlo, terrà in gioco Lukaku. Questo è bellissimo. E mentre tutti esultano, Politano ha qualcosa da dire a Lukaku. Sono azioni di gioco. Sta ancora ragionando. 2-0. Quando faccio il contromovimento vai tu, adesso vado io. Cioè non possiamo sapere però possiamo parlare di un momento nella gioia generale dei due marcatori che potrebbero essere anche appagati. Non sono appagati, vogliono migliorare ancora di più quello che è lo sviluppo del gioco e fare il terzo. Un po' le energie spese, perché comunque il Napoli parte forte e va a 1000 e non può reggerlo quel ritmo per tutta la partita. Un po' Anguissa cala perché non ne aveva. Anguissa è da considerare infortunato. Un po' entra Leao. Insomma, secondo tempo, raga, già nel finale del primo tempo eravamo un po' calati, ma nel secondo tempo qui ci hanno scompaginato per bene, perché in questa zona è Pulisic che è diventato trequartista nel frattempo, quindi si è portato appresso Rachmani. Qui si sono scambiati, Chukwueze centrale e Gimenez è andato sulla destra e Leao fa una mezzaluna intorno a Di Lorenzo e va in profondità. Cominciano i problemi. L'ho riguardato bene. In questo momento Theo frena la sua corsa e mette la gamba in mezzo alle gambe di Billing. Billing è morbido nella sua corsa, non è sveglissimo nel capire cosa sta succedendo. È una furbata di Theo, se ne fanno tante, il contatto c'è, quindi il VAR non può mai intervenire. Sozza è stato abbastanza ingannato da questa cosa. Per fortuna non sarà decisivo ai fini del risultato, perché Meret, anzi buono che abbiano dato questo rigore, così facciamo ringalluzzire Meret, ma questo non è mai rigore. Voi pensate che vi voglio far vedere l'esultanza di Conte? No, mi levo proprio. Poi il Milan comincerà a tirare anche dalla distanza, perché onestamente sappiamo che può essere un punto debole di Meret. Qui ci prova Pavlovic è quello che doveva essere di Anguissa, quindi di Billing leggermente in ritardo. Gli concede il tiro, grandi cazziate di Meret, varie giravolte di Reinders, Billing nella zona, un po' in ritardo, gli concede il tiro. Dopodiché il gol arriva su cross radente, si usava dire il cross radente. Difficile, perché qua, anche se Buongiorno resta più attaccato a Jovic, doveva stare molto in anticipo per poi buttarla fuori, altrimenti te la buttavi tu in porta. Questo poi è stato il tiro più pericoloso di tutti, dove mi è venuto un colpo, che è Jovic, che ha tutto il tempo di girarsi, di prendere la mira. Un po' in ritardo Billing, dopodiché devo fare un'errata corrige, perché nella reaction me la prendo con Simeone, dico Simeone ti hai fatto scartare Maignan, ma Simeone in realtà era qui, è Gilmour che si fa scartare da Maignan, non gli riesce il pressing, anzi Simeone è bravissimo a togliere l'ultima palla utile, credo fosse ancora Reinders, gliela toglie e se ne va, salta anche Theo. E poi l'arbitro fischia. Ci saranno altre situazioni, quella di Mazzocchi, insomma ne abbiamo parlato ampiamente, è inutile farvi vedere le cose che sapete già. Il mio obiettivo è farvi vedere qualcosa che magari non avete visto. E poi le cose che io non ho detto voi nei commenti, così la community completa il tutto. Ma quanto è bello. Ma diciamoci la verità. Insomma, le pagelle. Prendo in prestito anche le pagelle. Dei bellini abbonati e cambierò veramente pochissimo la community di Telegram da 7,5 a Meret e io lo alzo ad 8, perché oltre al rigore parato, tirato maluccio, ma la devi sempre intuire. Ho visto Leadership, è stata anche un'uscita alta dove aveva subito fallo e non gliel'hanno chiamato così, ma quello che mi è piaciuto tantissimo è il carattere anche dopo la partita. Cioè, ragazzi, sul pezzo, non possiamo permetterci di perdere punti stupidi quando abbiamo fatto quello che dovevamo fare nel primo tempo. Quindi mi è piaciuto, sta salendo il livello della leadership dei senatori. Idem
quella di Di Lorenzo. Confermo il 7- dato dalla community, perché 7 pieno dovrebbe essere, o qualcosa addirittura in più per il primo tempo. Nel secondo tempo lo ferma un paio di volte Leao, un altro paio di volte invece lo soffre, e quindi 7-. 6 per Rachmani, non era facile andare in giro per il campo, tiene abbastanza bene. E anche Buongiorno 7- perché gli scappa Jovic ma ha poche responsabilità, quindi confermo questi voti. 6,5 avete dato ad Olivera, dico 6, lo abbasso di mezzo voto perché Chukwueze un paio di volte se n'è scappato e lui si è squagliato. Anche lui però ha l'attenuante essere tornato insomma dalle altitudini dopo l'infortunio, ha giocato con la nazionale, insomma bene così. E poi è bello vederlo in questa zona. Confermo il 6 ad Anghissà, confermo il 6,5 allo Lobotka, e ho il dubbio su Gilmour. La community gli dà 6,5, io pensavo a 6, ditemi voi, il resto della community, qual è il voto per Gil, che ha fatto una cosa bellissima nel momento dell'assist, però poi si è un pochino perso con quei 2 errori, stava un pochino perdendo la testa. Nel secondo tempo ha arrancato come gli altri. Hanno dato 7 gli amici Bellini, 7+ a Politano. Io mi sento di dargli 7,5, specialmente quando oltre alle cose che fa ci aggiunge il gol, e lo vediamo anche dall'altra parte con Neres che in un paio di volte è andato dall'altra parte. Se sono le cose che voi mi chiedete ma non si può fare, lo stiamo facendo, non lo facciamo tantissimo ma lo facciamo. 7 per Lukaku, se ne dovrebbe continuare a parlare perché 400 gol in carriera non sono pochi, tante le occasioni che lui non ci può far vedere perché non gli arriva il pallone. Questo è importante sottolinearlo. Come rendimento tra gol e assist siamo ampiamente nella media che speravo a inizio campionato, quindi ci siamo. E poi anche lui, non da senatore, ma si porta dietro le spalle larghe di uno che ne ha viste tante, tanti spogliatoi, tante squadre importanti, e si vede che ha un peso anche con i compagni. 6,5 a Neres avete dato, mi sentirei di abbassarlo a 6 di buon augurio, perché Neres ci può far vedere molto di più, però anche lui di ritorno, quindi vedete Olivera di ritorno, Anghissà di ritorno, Neres di ritorno, 6 che deve migliorare. Entra Billing e qua il 5,5 della community io lo abbasso a 4,5, perché tutte quelle cose che ho dovuto sottolineare, purtroppo non voglio dare a lui tutta la colpa, ma gran parte purtroppo del calo del Napoli del secondo tempo un pochino dipende da lui. Come Conte non si fida, e non è un pazzo Conte, ragazzi, non è che non li fa giocare perché gli è antipatico, sa che il valore è quello là e qualcosa perdi. Come non si fida lui, evidentemente anche i compagni non si fidano tantissimo, e si vede. Quando Lobotka dà forfait entra Juan Jesus, speriamo che si tratti, perché Conte ha detto solamente crampi, speriamo bene. Nel video del finale della partita faccio vedere che Lobotka fa uno stretching strano. Insomma, passiamo a 5, aumentiamo i difensori, aumentiamo anche l'ansia, che Conte chiama 5-4-1, 6 per Juan Jesus, e confermo anche il 6 a Simeone, a Ngonghe e a Mazzocchi. Stasera c'è Empoli-Bologna, lasciate il like se vi pare, sempre a bassa, lasciate un like a bassa voce. Empoli-Bologna, magari ce la vediamo e ne parliamo. Questa è una cosa nuova che sto sperimentando, ve lo dico sottovoce così. Ci dovrebbe essere un modo per un supporto un po' più diretto, se vogliamo, grazie al quale potrete avere accesso al gruppo Telegram, così come quelli che sono abbonati su YouTube. E poi sul gruppo Telegram facciamo tutta una serie di cose, di iniziative, tra cui il fantacalcio, tra cui parliamo delle altre squadre, di altri sport. Ieri abbiamo visto il Napoli Basket trionfare, c'era Di Lorenzo, c'era Billing, c'era Ngonghe, Buongiorno. Insomma, buongiorno per chi si è svegliato in questo momento, e grazie mille per la pazienza, per il supporto, per le vostre parole anche in privato, che io apprezzo moltissimo, perché ogni tanto tu apri un video, cerco di leggere dei commenti, lo trovo sempre quello là un po' puntiglioso, oppure quello là che non mi sopporta, che dice una cosa, però è una goccia in un mare di tifosi che invece apprezzano quello che facciamo, ed è un viaggio molto bello, fa parte del percorso anche questo, come ci viviamo il percorso del Napoli. E Cosenza che ha parlato fare un ragionamento. Tu pure con me, tu avevi detto che a settembre si faceva l'impianto sportivo a Bayonne e ti venga a rincorrere per tutta la pista. Ci viviamo il percorso del Napoli,
ci viviamo anche il percorso della community. Io ho delle idee per crescere, mi serve un po' di tempo, però io non ho fretta, onestamente. Tutto quello che ho dimenticato me lo direte voi da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Napoli a 2 volti? Probabilmente sì, però coi 3 punti si lavora meglio. Quando Conte dice speriamo di recuperarli tutti perché così possiamo continuare a dare fastidio, significa proprio quello. Poi lasciate perdere la semantica, fa un miracolo, mezzo miracolo, piange, eccetera. Guardate il costrutto, guardate tra le righe. Lui sa benissimo quello che questa squadra può dare fino alla fine contro qualunque tipo di avversario. Non pensate al calendario, non pensate a quante partite, pensate che però abbiamo bisogno degli effettivi con le loro caratteristiche, altrimenti bisogna sempre inventarsi qualcosa.